wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ad accompagnarmi in questa avventura ci sarà Andrea Cavi. Ciao, benissimo. Mi ha accompagnato nella prima avventura, al primo bivacco, al bivacco Perugini, e poi ovviamente c'è Berto, ovviamente dietro le quinte. E la giornata di oggi prevede una impresa al bivacco Fanton sulle Marmarole. Sarà un'impresa perché sono 1600 metri di dislivello, non so quante ore di camminate siano, acqua ne abbiamo in abbondanza e niente, detto questo partiamo perché siano già le 9 e abbiamo visto già abbastanza gente in parcheggio, quindi è meglio filare. Vamonos! I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. Eccoci qua, siamo appena partiti. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Abbiamo parcheggiato al rifugio Primula e il sentiero è il 2,70. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is... Ragazzi, è finito praticamente la parte di boschetto, si arriva a un bivio in cui al 2,70 si va in Forcella Baiona, mentre noi andiamo per il 2,80 verso il bivacco Fantone di Forcella Marmarole. Maybe then you know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Dopo 3 orette e mezza di camminata facciamo pausa pranzo e poi un'altra oretta e dovremo arrivare lì dove c'è il nostro bivacchino. Become the one for another one. Hey you. Ormai manca veramente pochissimo al bivacco, è dietro di me, siamo sfiniti, ma dai, ultimo sforzo, ce la famo. Allora ragazzi, giretto del bivacco, entrando abbiamo subito una super vista che vabbè, ripaga tutti gli sforzi fatti. Poi dietro i letti
Ce ne sono ben 12 con le varie mensole dove appoggiare le cose. Ce ne sono anche di più larghe dove appoggiare gli zaini. E poi un'altra finestrella. Non male i posti letto al Biaco Fantona, Top. Che spettacolo. Penichella pomeridiana e buonanotte a tutti. Ci ribecchiamo all'aperitivo. Tra un'oretta. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. Ma in effetti no, anche come vorremmo venire su, a Questi parte centrai? no, a parte sì, ma quello che ha fatto il number one era la borsettina Tutto tranquillo. il borsettina messa così, sa che veniva su in montagna con la borsettina a frigo. We are born again. Open your heart. Spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches. Colazione fatta e adesso ritorniamo verso il rifugio Primula. Lasciamoci alle spalle magnifico Bivaco Fantona. Every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. Ragazzi, siamo tornati al parcheggio, ce l'abbiamo fatta, siamo distrutti, ma l'impresa l'abbiamo portata a termine. Abbiamo dormito a 2700 metri, facendo 1600 metri di slivello, è stato qualcosa di assurdo. Detto questo, è stata una figata atomica e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!